7 persone sono indagate con l'accusa di aver indotto 24 ospiti di una comunità di Favara a presentare domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, omettendo il dettaglio del ricovero in struttura per ottenere illecitamente il loro denaro. Ecco i primi dettagli sulle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Per gli indagati l'accusa è di appropriazione indebita. Per 4 di loro, inoltre, c'è l'accusa di circonvenzione di persone incapaci. Per tutti e 7 gli accusati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. I fatti si sarebbero svolti dall'aprile 2019 a marzo del 2021. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli indagati, 7 in tutto, avrebbero convinto i 24 ospiti della comunità favarese in cui prestavano servizio a richiedere il reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare di essere ricoverati con spese a carico dello Stato nella struttura della città dell'Agnello Pasquale. Dopo la concessione del reddito, gli indagati avrebbero utilizzato i soldi sulle carte per fare acquisti personali, come pagare le camere di albergo, riparare 2 Porsche. La Procura della Repubblica di Agrigento ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari alle 7 persone, alcune delle quali coinvolte anche nella maxi inchiesta Dark Community su un presunto giro di spaccio di droga e maltrattamenti in una comunità di Favara.